Continua a scorrere inesorabile il countdown dei giorni del quel 22 ottobre 2017, quando con un referendum i veneti si sono espressi favorevolmente per l'autonomia, fino ad oggi, senza che sia stata apposta una parola fine e l'autonomia sia diventata realtà. Tra incontri, scontri e cambi di governo, oggi il ministro Francesco Boccia, terminato il giro nelle regioni e pronto a nominare 2 consulenti, Roberto Maroni e il veneto costituzionalista, il professor Mario Bertolissi, annuncia da oltreoceano di contare su una bozza di autonomia per metà novembre e, se tutto va bene, di portare la cosa in Parlamento a fine mese. Perplessa la senatrice Erika Stefani, che per mesi ha lavorato sull'autonomia nel governo giallo-verde. Finché non vedo questo testo resto comunque con le mie grandi perplessità. Il ministro Boccia ha fatto delle anticipazioni che sembrano quasi voler diluire il tema e spostare a un tempo successivo le vere decisioni. Un'autonomia all'interno di una cornice, di una legge quadro con i livelli essenziali di prestazioni da definire da parte del governo su materie che vanno dalla sanità alla scuola, per non lasciare nessuno indietro in ottica di sussidiarietà, ma che ancora una volta non convince l'ex ministro Stefani. La legge quadro in realtà anche noi l'avevamo prevista, perché all'interno delle intese c'era una parte generale. Ho anche una certa curiosità, visto che si parla di tanti temi, ma voglio vedere poi alla fine come verranno scritti. Resto ancora comunque con il mio grande punto di domanda: se questo governo non trova accordi né sulla tassa sulla plastica né la tassa sullo zucchero, e mi domando come si riesca a trovare un accordo su un tema così importante e una riforma veramente epocale.